Mi chiamo Ciriaco Fedu, lavoro da circa 30 anni in Asia e quindi mi ritengo un buon ignorante dell'Asia. Questo perché l'Asia è un continente incredibile e richiederebbe, secondo me, 2 o 3 vite per essere ben capito, ben compreso e ben utilizzato. Quindi stiamo parlando di qualche cosa che trascende un pochettino la nostra capacità di leggere le dimensioni, soprattutto quantitative, perché noi siamo 1.600.000 persone in Sardegna, che sono circa, diciamo, un piccolo quartiere di una grande città. Voi pensate che solamente in Cina ci sono più di 100 città con oltre 5 milioni di persone. Nessuno conosceva fino a ieri Wuhan, quella dove è scoppiato il virus. In realtà Wuhan è una delle fermate, diciamo, della metropolitana, chiamiamolo così, che da Shenzhen va a Pechino, quindi una delle fermate. Ogni fermata è una città da 20 milioni, 12 milioni di persone. Allora, quello che mi chiede un pochettino Lucio come giornata, io ho preso il librettino rosso perché oggi devo dire una cosa e faccio i complimenti a Lucio, ho imparato tantissimo, questo secondo me è la misura di una conferenza, di una lezione, eccetera. Quando si esce delusi vuol dire che, vabbè, è servito a poco, un po' di PR. Quando si impara tanto, effettivamente vuol dire che le cose funzionano e questo faccio i complimenti veramente di cuore. Ho scritto un sacco e vorrei riportare alcune frasi che sono state dette oggi perché queste vorrei che fossero poi il leitmotiv della mia presentazione. Comunque il titolo, diciamo, del mio intervento, La Sardegna vista dall'Asia, è un ossimoro, nel senso nessuno conosce la Sardegna, partiamo da lì. In Asia noi non siamo conosciuti, quindi questo è un invito all'assessore, un invito alla regione, perché la Sardegna non si è mai presentata ufficialmente in Asia. Forse ha fatto qualche cosa nel circolo dei sardi dell'Australia, non so, qualche puntura di Spillo, eccetera. Però noi vediamo in Asia tantissimi eventi che sono portati generalmente da volontari. Con la GEASAL siamo andati l'anno scorso a fare una settimana bellissima a Singapore, ma è stato, diciamo, un evento che abbiamo organizzato in funzione di certe opportunità, l'abbiamo portato avanti molto bene, è stato di un incredibile successo, no? Mi sembra, Lucio, veramente un incredibile successo, ma non era un intervento e una presentazione ufficiale di quello che è la Sardegna. La Sardegna non si può presentare semplicemente con dei volontari come Ciriaco Fedu o come un GAL, eccetera. Dov'è la Locci che non la vedo più? Salute. Ma dovrebbe essere un impianto, diciamo, ufficiale che si presenta, anche perché una delle cose belle che ho sentito, sulle quali concordo pienamente, è stato che della professoressa Altea che l'artigianato è 50% materiale, diciamo, è craft, la manualità, la capacità di produrre una cosa, ma il 50% è storia, cultura, e io la interpreto come la sintetizzo come genius loci, cioè l'artigiano è capace effettivamente di rappresentare il nostro genius loci in maniera, se vogliamo, completa, perché recupera tutta una serie di segnali antichi e li trasforma e li ripropone. Quindi Marras, che propone in Ottana le sue maschere, sta facendo un'operazione senz'altro estremamente più virtuosa di una fabbrica petrolchimica messa a Ottana, ovviamente, no? Ce lo possiamo dire adesso, dopo tanti anni di bestialità. Allora, il discorso vero è questo. Quando noi andiamo all'estero, perché siamo costretti ad andare all'estero, attenzione, io sto aprendo un'altra porta, un'altra finestra, perché noi siamo in un territorio competitivo, noi siamo, come diceva Michael Porter, in una situazione competitiva. Competitiva una nazione verso le altre nazioni, competitiva una regione verso le altre regioni. Allora noi comunque alla fine della giornata dobbiamo vendere, è giusto. Possiamo fare cultura,
dobbiamo fare cultura, possiamo fare tradizione, eccetera, eccetera, feste e così via. Però alla fine dobbiamo vendere, quindi il nostro prodotto deve essere qualche cosa che devo vendere. Per vendere il mio prodotto devo andare all'estero. Questo è il mio statement. Se io rimango qua, non concludo che pochissime cose. Perché il mondo ha delle altre regole e io devo portare la guerra fuori. Poi devo combattere anche qui. Sto parlando di guerra competitiva, non di guerre. Io devo fare la mia guerra competitiva qui, certo, ma se non vado fuori e non porto il mio messaggio, i miei prodotti, la mia Sardegna fuori, io ottengo 10-20% di quello che è la mia potenzialità. Questa è la legge di tutti. Se voi andate fuori, chi è che lavora bene? Stamattina si diceva, i francesi sono bravi. Certo, andate a vedere fuori cosa fanno i francesi, in Asia. Attenzione, quando parliamo di Asia stiamo parlando non solamente della Cina, che sono 1,5 miliardi di persone. Stiamo parlando della Corea, stiamo parlando del Giappone, stiamo parlando del sud-est asiatico. Il sud-est asiatico sono più di 500 milioni di persone, di cui 100 milioni con redditi altissimi. Quindi c'è una potenzialità di mercato che effettivamente è il primo mercato al mondo. Allora noi non possiamo affrontare un mercato come quello, diciamo, chiamiamolo così, cinese, in realtà asiatico, stando fermi qua. Cioè noi abbiamo ancora il concetto forte, e questo è trasparso un pochettino durante tutta la giornata, della vetrina, del fatto che noi siamo qui, facciamo le cose, poi dobbiamo eventualmente intercettare il turista, no? Il turista mi viene a Ottana e io lo porto a fare un'esperienza, mi viene a Samugheo e lo porto a fare un'altra cosa, eccetera. In realtà non è così. Io porto i turisti qui quando riesco a comunicare la Sardegna fuori, devono conoscermi, devono almeno sapere che esisto, perché noi non esistiamo. Allora, togliamoci dalla testa che noi esistiamo in Asia, perché vendiamo qualche bottiglia di Turriga, perché vendiamo qualche cosa di questo, perché sono spilli in un mercato che è estremamente elevato e potente. Allora, guardiamo cosa fanno, andiamo in Asia e vediamo cosa fanno gli altri, cosa fanno i francesi, cosa fanno i tedeschi, cosa fanno gli spagnoli, cosa fanno gli australiani, cosa fanno i cileni, cosa fanno tutti, meno che gli italiani, meno che i sardi. Siamo vicini a zero, ok? Allora, come facciamo a intercettare? A parte che, scusate, io sto portando una prospettiva da fuori, quindi cercate di... Ma i nostri collegamenti da e per la Sardegna fanno schifo, cioè è inutile che uno mi racconti che noi stiamo crescendo, eccetera, eccetera. Io quando torno dall'Asia mi vergogno, ok? Quando porto gente dall'America qui, io mi vergogno, perché il collegamento Milano-Galtellì costa più che il collegamento Denver-Milano, ok? Allora, partiamo da un fatto di questo genere. Noi siamo penalizzatissimi nei trasporti, ok? Poi stiamo crescendo, stiamo migliorando, stiamo facendo degli investimenti incredibili, porteranno dei frutti, senz'altro, 2 anni, 3 anni, e nel frattempo vogliamo andare a presentarci, vogliamo presentarci fuori, vogliamo dare la nostra segnale di esistenza, sì o no? Oppure aspettiamo qui. Allora, 30 anni che sono in Asia mi hanno insegnato una cosa, che la vetrina non serve a niente. La vetrina non è attività commerciale, la vetrina è una vetrina, ok? Io metto i miei prodotti qui, scusate, e aspetto che qualcuno venga, perché è quello che facciamo. Cosa facciamo? Ci mettiamo dentro un portale, meraviglioso. Sapete quanti portali commerciali esistono in Cina? Più di 450 milioni di portali commerciali. E uno deve aprire proprio quello della Sardegna? O quello dell'isola di Papua? Forse devo fare dell'attività. L'attività qual è? Attenzione, le fiere. Certo, le fiere sono importanti. Devo esserci alle fiere. Devo portare il mio biglietto da visita. Però le fiere
contano pochissimo, diciamo che contano il 20%, d'accordo? 20%, perché poi l'attività in Cina, come in qualsiasi altro paese del mondo, è basata sul rapporto personale. L'attività commerciale è un rapporto personale e i cinesi sono, se parliamo di cinesi, poi possiamo parlare di coreani, giapponesi, eccetera, sono 2 volte più sardi dei sardi. Il rapporto personale conta tantissimo, d'accordo? Allora io frequento i miei clienti, quindi c'è una mia presenza in loco, c'è una mia proposta, una mia capacità di essere propositivo verso le necessità dei miei clienti, di essere lì, eccetera. Oppure non è la settimana della fiera che mi risolve il mio problema commerciale. La fiera mi aiuta, certo, mi aiuta la fiera. Non dico che, anche se la sua importanza va scemando, però mi aiuta ancora. Ma poi devo fare delle altre cose. Allora, ben venga, dov'è di nuovo Loci? È andata via. È offensiva proprio. Allora, le settimane che noi possiamo dedicare al design, che noi possiamo dedicare a cose, eccetera, sono anche queste estremamente importanti. Però il discorso mio è, io non posso, attenzione, io non posso spiegare una tradizione all'estero a chi non mi capisce, a chi non mi ha mai visto e chi non sa cosa. Soprattutto poi sconvolgendo i miei segnali distintivi. Perché se io ci metto, diciamo, 5 kg di design, va benissimo. Io sono d'accordissimo con tutte le parole fatte finora che l'artigiano è il vero innovatore e l'artigiano deve innovare. Attenzione, però se io prendo un mio prodotto, gli butto 3 tonnellate di design e lo porto fuori all'estero, dove peraltro non conoscono la Sardegna, io mi chiedo, punto interrogativo, cosa ne salta fuori di questo qui? Allora io devo utilizzare una cautela incredibile. Come diceva stamattina la professoressa, i miei segnali distintivi dell'essere sardo non devono mai venire meno, perché altrimenti faccio un tappeto giapponese o faccio un tappeto indonesiano. Che cos'è? Artigianato tradizionale. Ma lì non lo venderò mai, perché è diventato ormai una commodity. Devo trovare forme espressive che comunichino la Sardegna in una maniera innovativa e universale. E dall'altra parte devo chiedere alla Regione che la Regione faccia conoscere la Sardegna, perché se noi non siamo conosciuti all'estero non possiamo portare flussi rilevanti qua. Non li possiamo portare. Ne arriveranno sempre un briciolo e basta. Grazie, ho finito.